Il momento, un momento che dura da anni, è difficile e allora l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Riviera del Brenta e un gruppo di istituti di credito hanno siglato un accordo per rilanciare il settore dell'edilizia della casa. Dalla termoidraulica all'impiantistica, dagli infissi alle dipinture all'isolamento termico, chi ha necessità di far eseguire lavori nella propria abitazione potrà ottenere credito sfruttando tutti gli incentivi e benefici fiscali previsti dalla legge. Fine ultimo è mettere in relazione tutti i soggetti interessati, il proprietario, le imprese e le banche per far avere un quadro complessivo della spesa da sostenere a chi commissiona il lavoro. Creare l'opportunità per i cittadini, per i privati o anche per le aziende, di poter fare interventi di ristrutturazione, di bonifica, di risanamento, di installazione di impianti alimentati a energie rinnovabili nelle proprie abitazioni o nei propri edifici, beneficiando delle detrazioni fiscali previste dalla legislazione. E qui entrano in gioco gli istituti di credito. Le banche si sono rese disponibili per creare delle formule di finanziamento ad hoc che tenga conto anche della capacità di rimborso e dell'ammontare delle detrazioni e dei benefici fiscali. L'utilità arriva così anche alle imprese del settore che dovrebbero vedere aumentare il lavoro. Il vantaggio per le nostre aziende è che possono, beneficiando di questa opportunità, creare preventivi chiavi in mano e avere anche ovviamente maggiore capacità competitiva nei confronti dei clienti. In questo modo le aziende corrono meno i rischi di insolvenza da parte di chi commissiona il lavoro. L'azienda, avendo la garanzia del privato finanziato, è evidente che ha una garanzia di introito della commessa, del pagamento delle fatture, e quindi questo produce anche una maggiore capacità competitiva e quindi maggiore scontistica e capacità di interventi anche celeri. Carive, Unicredit, Banca del Veneziano, Veneto Banca, Mediolanum, Popolare di Vicenza, Volksbank, queste le banche che hanno diritto all'iniziativa. Noi confidiamo proprio in questa opportunità che riguarda sia noi come aziende, perché è il nostro lavoro, sia le famiglie che magari attendevano un qualche segnale per approfittare anche delle agevolazioni fiscali e delle possibilità quindi di riqualificare anche i propri immobili.